Il disegno di legge è ancora oscuro, ma nell'aria c'è già odor di presa in giro. Non sono passati nemmeno 2 mesi dal decreto d'urgenza che ha cancellato con un colpo di spugna i voucher ed evitato il referendum chiesto e ottenuto dalla CGIL, che in questi giorni alla chetichella è spuntato un emendamento alla manovra correttiva che di fatto ripropone i buoni lavoro. Un tentativo inqualificabile e inaccettabile, commenta il segretario generale della CGIL di Venezia, Enrico Piron. Un po' di furbizia, la dico anche in maniera molto violenta. Semplicemente questa istanza parla a una parte del nostro territorio, che sono le imprese, non parla certo ai lavoratori e alle lavoratrici. Un fulmine a ciel sereno per la CGIL, che ha organizzato in tutte le piazze d'Italia presidi davanti alle prefetture. Stiamo invocando il diritto al rispetto dell'articolo 75 della Costituzione, che prevede l'istituto del referendum come rispetto della volontà popolare. Nelle ultime ore sarebbero arrivati segnali di distensione dai rappresentanti del governo e dello stesso Gentiloni, che avrebbe manifestato la volontà di stralciare l'emendamento in questione, ma la tensione resta alta. Noi vorremmo avere la certezza che a Venezia, che in Veneto e che in Italia il lavoro dipendente viene remunerato e ha dei diritti a prescindere dal tipo di lavoro che si fa.